Ehi là amici, buongiorno, ciao a tutti. Dove sto andando? Guardate, oggi andiamo in riviera. Andiamo sulla riviera di Levante, andiamo a fare una visita a Framura e a tutti i paesini nei suoi dintorni. Ci fermeremo al paesino di Costa, lasceremo la macchina, poi tramite una bella passeggiata passeremo due o tre paesini fino ad arrivare appunto a Framura. Poi una volta lì guardiamo un po' cosa possiamo fare. Sono partito da Genova col sole, ma vedo che piano piano più mi avvicino verso il Levante e più aumentano le nuvole, perciò bisognerà aspettare e sperare che il tempo regga, ma non dovrebbe piovere stando alle notizie del meteo. Ora vi lascio perché sono in una zona dove è pieno di velox e sono cattivi da questa parte. Siamo dopo Nervi, dobbiamo arrivare oltre Recco e c'è veramente tappezzato per strada di autovelox. Ecco, qua ce n'è già uno. Se fai tanto di andare pochi chilometri oltre il limite ti arriva la multa a casa. Perciò ci vediamo dopo. Allora amici, siamo arrivati in località del Bracco, è una strada montana, come vedete tutta curve, che sovrasta poi i borghi marinari come Moneglia, Framura, si può arrivare a quelle Cinque Terre e in altri posti simili. Ora noi dobbiamo recarci a Costa, dove posteggeremo poi la macchina e prenderemo la passeggiata che porta a Framura e in qualche altra piccola località nei pressi della stessa. Ed eccoci arrivati a Costa. Ora cerchiamo un posteggio per la macchina e poi cerchiamo la stradina, la passeggiata che porta a Framura. Allora troviamo un albergo e subito dopo l'albergo, proprio un centinaio di chilometri, forse meno, c'è questo piazzale interrato dove si possono posteggiare le macchine. Nelle vicinanze di questo sterrato mi hanno detto che c'è la passeggiata che porta giù nei vari borghi fino a Framura. Ora andiamo a vedere. Come possiamo vedere, il parcheggio è riservato ai clienti dell'hotel, però stando al cartello indicatore c'è un divieto di sosta in base alla stagione. Come vedete, da aprile a fine maggio è vietato solo festivi e prefestivi, da giugno fino a settembre tutti i giorni. Noi siamo a ottobre, perciò non abbiamo problemi. Ora andiamo a cercare la stradina. Ora ci avviamo verso l'interno del paese e cominciamo la nostra passeggiata. Questa è una delle torri di guardia dove veniva dato poi eventualmente l'allerta in caso di invasione. Nel corso dei secoli ci sono state molte dominazioni, da quella longobarda a quella dell'abbazia di San Colombano, fino a quelle dei genovesi. Ed ecco qui il primo pezzo di panorama. C'è foschia purtroppo, ma era preventivato che da queste parti oggi ci fosse un po' di nuvolaglia.
come benvenuto, niente male. Finita la scalinata ci ritroviamo sulla strada principale. Ora ci dovrebbe essere un altro pezzo che porta giù all'altro paese. Ok, la solita fortuna. Era questo il passaggio per andare giù ed è chiuso. Volendo si poteva anche scavalcare come hanno fatto con le persone che sono venute su, però evitiamo, perché se dovesse arrivare qualcheduno mentre stai scavalcando rischi poi di trovarti nei guai. Là in cima c'è Costa.